Buongiorno, buongiorno biodiversità, eccoci qua, allora benvenuti da Mimmo Vita a questa veramente prima e unica puntata della festa, della celebrazione della biodiversità agraria e agroalimentare italiana. Oggi è appunto, oggi 20 maggio è la festa nazionale della biodiversità agraria e noi qui con Regione Veneto e Veneto Agricoltura e tanti enti che quest'oggi saranno presenti, enti e persone che quest'oggi saranno presenti con noi, vogliamo celebrare questo momento allora con Biodiversiton 2021, ovvero la maratona della biodiversità. Noi staremo insieme qui via Facebook dalle 8, cioè da adesso fino alle ore 14, abbiamo 6 tappe proprio per celebrare, ecco, per cercare di approfondire, di capire, ecco, quelli che sono i temi di questa giornata che riuscirete a capire se starete con noi e magari andrete e verrete, per 6 ore mi rendo conto sono tanti, quindi per carità sicuramente avremo un pubblico che in qualche maniera si susseguirà, lascerà appunto, dico, e tornerà. Era per dire, per capire l'importanza di questo. Allora cosa facciamo subito? Cominciamo con un piccolo riconoscimento, ecco, alla biodiversità agraria, un piccolo video. Chiediamo alla regia di metterlo in onda, prego. Allora questo omaggio che noi abbiamo fatto alla biodiversità quest'oggi. Ringraziamo Riccardo e Massimo per il montaggio. Riccardo e Massimo sono i nostri tecnici che ci permettono di andare in onda quest'oggi, però vedete con me presente Giorgio Trentin, il dottor Giorgio Trentin della Regione Veneto, della direzione agroalimentare. Ecco, allora per motivi di Covid sì, mi sono tolto prima la mascherina, adesso però stiamo così distanziati anche perché sennò è molto difficoltoso ovviamente parlare, terrò io il microfono per adesso. Allora Giorgio Trentin cortesemente ci dirà, ecco, qual è il senso di questa giornata anche da un punto di vista istituzionale, perché bene, soprattutto lui coordinerà la seconda ora. Adesso abbiamo questa prima ora dalle 8 alle 9 dove vedrete, cercheremo veramente di capire tante cose belle ma in sintesi velocemente, per poi dopo ci collegheremo anche con le scuole. Attenzione, anzi probabilmente molte scuole sono già collegate con noi, soprattutto gli istituti agrari. Salutiamo tutti quanti, dopo li chiameremo uno ad uno. Dicevo 6 ore, quindi sostanzialmente 6 conduttori. Il primo sono io, però la seconda ora dalle 9:10 è quella coordinata da Giorgio Trentin, quindi tengo io. Grazie Mimmo, grazie a tutti, buongiorno a chi è collegato da lontano con il proprio cellulare, con il tablet, con il proprio PC. Oggi si celebra la giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. È una giornata importante che si celebra dal 2015, quando appunto lo Stato italiano si è dotato di una legge specifica sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Cos'è la biodiversità di interesse agricolo e alimentare? Una parte della biodiversità generale che caratterizza tutti gli esseri viventi, ma è una parte importante perché oltre alla diversità della singola specie, quindi razze, varietà vegetali, razze animali, abbiamo anche una biodiversità umana, perché questa biodiversità delle razze e delle varietà deriva proprio dalla sapienza e dal sapere delle diverse popolazioni che popolano gli ambienti in cui vivono e vengono coltivate queste varietà e queste razze. È un momento importante dal punto di vista istituzionale e infatti nella tappa che condurrò noi potremo conoscere i protagonisti come istituzioni che operano proprio per la biodiversità. La biodiversità di interesse agricolo e alimentare è fatta di protagonisti non solo istituzionali, ma anche di protagonisti soprattutto uomini e donne che coltivano e allevano queste specie animali e vegetali. Grazie a Giorgio Trentin. Allora, mentre noi facciamo uscire il dottor Trentin e gli chiediamo cortesemente di farci entrare gli altri colleghi che condurranno
questa puntata con me. Ecco, vi devo segnalare, sta arrivando la dottoressa Paola Dedea. Togliti la maschera, Paola, grazie, la mascherina. Allora, Paola Dedea coordinerà la ora dalle 11 a mezzogiorno, sbaglio? No? Da mezzogiorno all'una? A mezzogiorno all'una. La tappa della biodiversità microbica. Ecco, perché cos'è la biodiversità microbica e soprattutto perché tu coordinerai questa ora? Allora, la biodiversità microbica è appunto quella varietà di microrganismi, quindi parleremo della vita invisibile che si nasconde nel terreno e nei prodotti agroalimentari, in particolare quelli fermentati. E presenterò in questa tappa la collezione microbica dell'Istituto del Centro per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Veneto Agricoltura, quindi una ricchezza, diciamo, di microrganismi, e il professor Squartini dell'Università di Padova ci parlerà dei microrganismi che invece stanno nel suolo, si nascondono nel suolo, quindi parleremo della vita invisibile. Che bello, perché c'è anche quella. Allora, grazie a Paola Dedea, che adesso appunto licenziamo, come si dice, magari ci fa entrare il prossimo collega cortesemente, perché, ripeto, stiamo cercando di spiegarvi velocemente di che cosa parleremo quest'oggi, che voglio dire, tante volte non è perfettamente compreso. È vero, noi di Veneto Agricoltura con la Regione trattiamo questi temi, è chiaro, e quindi noi siamo particolarmente sensibili a tutto ciò, però bisogna anche capire che questo ha un riflesso nella vita nostra di tutti i giorni. Tutto sommato noi mangiamo, respiriamo, vediamo. Volevo dire che poi c'è questa anche connubio interessante, perché il 20 maggio è la festa oggi, quindi della biodiversità agraria e quindi appunto di tutto il mondo dell'agricoltura. Salutiamo tutti quanti i grandi operatori dell'agricoltura. Però oggi si celebra anche la giornata internazionale delle api, e alla fine proprio alla fine del nostro percorso noi avremo qui un approfondimento su questo con degli esperti molto importanti. E però anche il 22 sabato, il 22 di maggio, si celebra la giornata internazionale della biodiversità, ovvero quella che ha un riflesso naturalistico e per cui è quella che noi intendiamo normalmente. Ecco, allora restiamo sulla biodiversità agraria, vediamo chi è il nostro prossimo collega, però chiedo alla regia un attimo se può rimetterci in onda, perché magari qualcuno si è adesso collegato, il nostro filmato, quello come posso dire emozionale, che vogliamo ogni tanto riproporre sulla biodiversità agraria. Prego regia, cortesemente. Scusi, ma non mi... Allora, adesso è ripartito il video, ma noi siamo qui con voi, noi trasmettiamo da Legnaro, dalla sede di Veneto Agricoltura, eccoci qua in onda, da dove appunto facciamo questa maratona della biodiversità, Biodiversiton, ovvero veramente questa celebrazione. Omar Bison, stiamo distante ma stiamo vicini. Ecco, Omar Bison, anche lui è della Regione Veneto e coordina sostanzialmente, non completamente tutta, ma la sesta ora, sì, che parlerà di che cosa? La sesta ora andrà dalle 13 alle 14.
La sesta tappa sostanzialmente l'abbiamo dedicata alla trasformazione, se vogliamo, enogastronomica di queste ricchezze di biodiversità vegetale ed animale. Lo faremo con lo chef Diego Scaramuzza dell'Agriturismo La Cascina di Mestre e con il sommelier e formatore dell'Ice Veneto Giampaolo Breda. Insieme a questo ci permetterà, come dire, di ragionare, di ritornare sull'argomento, sulla ricchezza che la biodiversità può dare anche per la filiera agroalimentare e per un ragionamento di natura economica, se vogliamo, e anche occupazionale. A seguire parleremo poi ovviamente insieme delle comunità del cibo, come ha già anticipato Giorgio, e concluderemo con tutto quanto quello che è un ragionamento dedicato alla giornata mondiale delle api, che è importante e che è appieno dentro questa riflessione generale sulla biodiversità. Ecco, allora era per dire che, lo dicevo prima, il mondo dell'agricoltura, ragazzi, ci coinvolge quotidianamente. Facciamo colazione, mangiamo a pranzo, mangiamo a cena. Per esempio, guardate quanto stiamo soffrendo in questo periodo di Covid, perché appunto non possiamo andare al ristorante, e quanto proprio è diventato importante prepararsi da mangiare, perché il mangiare non è soltanto alimentarsi, darci un'energia per vivere, ma è anche, fa parte della nostra cultura, del nostro modo di socializzare. Quindi l'agricoltura da questo punto di vista è ovviamente quella che ci dà le materie prime che poi vengono trasformate. Per questo la sesta ora è dedicata proprio alla trasformazione, quindi ecco perché c'è uno chef, a parte il fatto che va molto di moda e fanno audience, ma al di là di questo poi Scaramuzza è molto bravo. Sì, è molto bravo. Direi che, come ha sottolineato anche il nostro presidente Draghi, c'è fame di Italia nel mondo, e certamente avere la possibilità, come abbiamo tutti in Italia, anche in Veneto in particolare, di poter disporre di queste eccellenze che possono essere consumate qui, soltanto qui, e solo qui possono essere apprezzate per certi aspetti e trasformate in un certo modo dentro e pienamente dentro la nostra cultura. C'è fame di patrimonio artistico e culturale, tutto questo insieme secondo me sarà, come hai detto giustamente, motivo di rilancio anche dopo questo periodo di pandemia, e motivo di vanto nel mondo, come poi è sempre stato. Grazie Gianoma Bison, adesso ti licenzio e tu cortesemente mandami dentro gli altri tuoi colleghi, prego. Voi sentite ogni tanto suonare dei campanelli din don, penso in sottofondo, perché? Perché le scuole si stanno collegando con noi. Allora ancora qualche minuto terminiamo con i conduttori e poi dopo andremo verso le scuole. È qui Alberto Sartori che coordina, non mi ricordo più quale ora, togliti pure la mascherina, vieni qua così, da che ora a che ora? Dalle 11 al mezzogiorno parleremo degli animali, avrò il compito di introdurre tutta la biodiversità animale, e quindi cercherò, appunto, partendo dalla montagna, via via arrivare fino a valle in pianura, e affronteremo tutto il comparto animale. Quando parliamo di animali parliamo di bovini, ovini e poi? Sì, parliamo degli animali da reddito, quindi bovini, ovini, equidi, quindi tutti i cavalli, ma poi andremo anche a parlare di avicoli. La regione Veneto è importante dal punto di vista degli avicoli, è la regione che ha il numero di animali maggiori iscritti nei libri genealogici. Ecco, e quindi cosa dobbiamo capire relativamente agli animali? Agli animali dobbiamo capire la loro storia e soprattutto il loro legame con il territorio, la tradizione, con voglia di fare da parte degli allevatori un interesse che va ben oltre il semplice allevamento. Ecco, allora noi c'è Alberto Sartori, il dottor Alberto Sartori, che è molto nervoso quest'oggi. Siamo tutti molto nervosi, ve lo dico un po' perché è stata una vera maratona arrivare fin qui quest'oggi, è stato un lavoro, diciamo che noi non siamo dei professionisti di questo genere, anche forse io e qualcun altro tra di noi ha un po' di esperienza in più, ma loro sono stati molto bravi, sono stati anche molto pazienti, adesso sono molto nervosi, ma dopo si rilasseranno. Grazie Alberto. Grazie. Allora, vediamo chi può, abbiamo altri ospiti che arriveranno, vediamo Giorgio Trentin un attimo che torna qui perché ci deve dire una cosa significativa sulle comunità del cibo, perché non l'abbiamo detto bene. Omar Bison ci ha spiegato che nell'ultima ora tra l'1 e le 2 parleremo anche di comunità del cibo. Cosa sono le comunità del cibo? Perché parleremo delle comunità del cibo? Le comunità del cibo sono espressione del territorio, come la biodiversità di interesse agricolo e alimentare è espressione del territorio, anche le comunità del cibo sono espressione del territorio.
territorio, quindi praticamente sono delle comunità, dei raggruppamenti che spontaneamente, quindi con una spinta proprio dal basso, si aggregano perché attorno a quale tema? Al tema appunto della biodiversità che insiste su quel territorio. Quindi la biodiversità vista dal punto di vista della possibilità di valorizzazione di un territorio, quindi una risorsa genetica che poi può essere trasformata attraverso appunto la trasformazione in cibo e che dà importanza al territorio e quindi dà anche una possibilità di sviluppo economico a quel territorio. Noi questa giornata, mi piace ricordarlo, fa parte di un progetto regionale finanziato con fondi ministeriali e è proprio per celebrare la giornata della biodiversità. E il nostro progetto si chiama Biodive 3, ma 3, oltre perché è la terza edizione di questo progetto, 3 sta anche per tutela, perché è importante tutelare e conservare la biodiversità, resilienza, perché la biodiversità è un fattore di resilienza e di resistenza, ma non solo delle specie, delle varietà, ma anche dei territori, ed economica. La terza lettera è economica, quindi valorizzazione del territorio dal punto di vista economico. Molto bene, ecco, ricordiamo che nel Veneto non ci sono comunità del cibo, quindi... E quindi poi vedremo nella sesta tappa, lanceremo appunto l'idea di un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse per i gruppi che ormai stanno già lavorando da qualche anno attorno, diciamo, a questa idea e che adesso necessitano dell'ultimo aiuto, e quindi la Regione Veneto e Veneto Agricoltura accompagneranno queste istituendo comunità del cibo proprio nella costituzione di queste comunità. Grazie Giorgio Trentin. Allora adesso ancora un attimo rivediamo velocemente il nostro video che ci fa anche da, come posso dire, da cuscinetto, e poi ci collegheremo con le scuole. Eccoci qua, allora, bello il nostro... Buongiorno, allora cominciamo con le scuole. Allora, vediamo, non so la regia cosa riesce a far vedere, ecco qua, tutte le scuole collegate con noi, facciamo con tutti quanti un veloce, come posso dire, saluto. Ricordiamo benissimo, allora vediamo, Duca degli Abruzzi di Padova, ci dovrebbe essere la professoressa Richedei, è vero o non è vero? Dove siete? Buongiorno, siamo qua. Ecco, eccola là, buongiorno. Allora tutti i ragazzi sono pronti, eccoli là che li vediamo. Buongiorno a voi. Volevo dire che tutte queste... Oh, che bravi, buongiorno. Volevo dire che tutte le scuole sono impegnate sul progetto Bionet, mi pare. Solo una cosa, professoressa, poi dopo sfortunatamente dobbiamo correre, qual è la vostra parte di impegno sul progetto Bionet? Allora, faccio parlare i ragazzi che lo sanno meglio di me. Venite più vicini. Venite più vicini al microfono. Veloci che il tempo corre. Ecco qua, dai, veloce, ciao. Chi sei? Come ti chiami? La nostra scuola si impegna a preservare le varietà di mais bianco perla. Bravissimo. Complimenti. Montana. Bene, allora grazie. Allora adesso passiamo della Lucia di Feltre, ci dovrebbe essere il professor Sanson, vediamo se c'è. Sì, buongiorno a tutti, ci sentite? Eccolo qua, loro sono fuori all'esterno adesso, che bella giornata per fortuna dopo quelle che abbiamo passato.
Allora, voi sul progetto Bionet vi interessate di che cosa? Noi abbiamo sia specie animali che vegetali, abbiamo una quindicina di varietà diverse vegetali e 15 razze diverse, 3 specie diverse di animali, quindi abbiamo una bella raccolta. Bravi, allora questi sono i ragazzi di che classe? Beh, allora buon lavoro ragazzi. Anche noi nella giornata della biodiversità, porte aperte all'azienda, e quindi i ragazzi oggi ospitano la cittadinanza e le classi che vengono a visitare, e ovviamente con voi la diretta. Perfetto, complimenti davvero ragazzi, buon lavoro. Oggi è anche una bella giornata, dicevo, quindi magari è anche piacevole stare all'esterno. E detto questo, c'è il Parolini di Bassano, Alberto Parolini di Bassano del Grappa. Dovrebbe esserci il professor Jacopo Zanoni, vediamo se c'è. Buongiorno a tutti. Eccolo qua, caro Jacopo, molto bene. Voi vedo che andate molto meglio, guarda che splendore e oggi è proprio una bella giornata. Ecco. E voi vi occupate di che cosa? Beh, come vedete alle spalle qui abbiamo delle parcelle di cereali di frumento Canova e Piave, per cui ci occupiamo sia di cereali ma anche... Qui abbiamo avuto un problema con il collegamento e tenete conto che sono bravissimi, stanno lavorando con il cellulare, quindi è chiaro che tutto quanto è molto complicato. Vi assicuro che la macchina che abbiamo messo in moto è veramente un po' così. Semmai torneremo dopo da Jacopo Zanoni. Adesso abbiamo il professor Matteo Ducange dello Stefani Bendegodi di Isola della Scala. Sì, no, ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo? Eccomi qua, mi sentite, sì? Ah, sì, perfettamente. Ecco, buongiorno professore. Allora, voi lì dalle parti di Isola della Scala cosa combinate? Allora, per l'esattezza io mi trovo a Buttapietra. Ah, Buttapietra, sì, perché avete più sedi, no? Noi siamo una scuola molto grande, siamo in 5 sedi in provincia di Verona. E niente, qua noi abbiamo un'azienda agraria abbastanza grande, di una 60ina di ettari, dove abbiamo diverse attività del progetto Bionet. Abbiamo i cereali antichi, diciamo i cereali che insieme ad altri partner stiamo conservando, e poi abbiamo anche un'esperienza bellissima con i meli e i peri della Lessinia. Abbiamo 42 accessioni di meli e 12 di peri che abbiamo salvato dalla Lessinia, che conserviamo e che intendiamo portare avanti nel progetto Bionet. Molto bene, è importante perché per esempio anche l'attività frutticola della Lessinia è storica, quindi è veramente una gran bella iniziativa. Allora grazie professore, buon lavoro a lei e a tutti i vostri ragazzi. Ecco, tenete conto che ogni tanto non vediamo i ragazzi perché ci sono anche i problemi ovviamente di privacy, ci sono tante questioni liberatorie, quando si va in televisione è sempre un po' così, di fatto facciamo televisione anche se siamo su Facebook. Grazie professore, buona giornata, e adesso andiamo da Domenico Sartor, andiamo a Castelfranco Veneto, all'istituto Domenico Sartor. Ci dovrebbe essere il professor Alessandro Leoni, vediamo se lo troviamo, se lo vediamo. Professor Leoni, lei c'è, non c'è? Vediamo. Se no passiamo alla scuola successiva. Sì, dove sei? Sì, ci siamo. Dov'è? Eccoci qua, che bello, anche voi all'esterno. Sì, sono il professor Carnio. Ah, Carnio. Sì. Buongiorno a tutti. Ci vediamo praticamente dalla sede centrale di Castelfranco Veneto, e noi come Bionet portiamo avanti la conservazione di 7 razze avicole venete. Questa mattina vi sto parlando dall'esterno dell'allevamento avicolo, e il centro di conservazione di queste razze coinvolge anche la nostra sede di Montebelluna, dove abbiamo l'incubatorio, e poi abbiamo anche in conservazione 2 cessioni di cereali, una di Cinquantino della Castellana e una cessione di mais bianco perla che riguarda sempre comunque il progetto Bionet. Allora, oggi è una bellissima giornata e quindi insomma dopo tanta pioggia un po' di sole anche per questa giornata della biodiversità. Benissimo, grazie professor Carnio, buon lavoro. Anche a voi. Ecco, grazie, seguiteci
Ricordo ai colleghi, diciamo professori che sono in questo momento, lo dico a tutti, in generale quando facciamo queste cose tenete il cellulare in posizione orizzontale non verticale, perché così così l'immagine è più grande. Allora andiamo avanti, allora, dopo il Sartor di Castelfranco adesso andiamo a Mirano in provincia di Venezia, la bella Mirano. Dovrebbe esserci il professor Massimo Novello, vediamo se c'è. Daniele Carnio adesso non c'è più, forse il professor Novello ancora non è in collegamento con noi. Ci sono, eccomi qui, ci sono. Benissimo, allora adesso ancora non vediamo, ma comunque lei in questo momento è a Mirano, in questo momento a Lorenz. Devo dire bene, 8 marzo Lorenz, avete due nomi, perché? Perché è il risultato di un accorpamento di due scuole. Ecco, eccoci qua, adesso la vediamo, che piacere. Buongiorno anche a tutti i ragazzi, salutatemi ragazzi, salutateci, fatevi vivi. Beh, diteci, almeno ciao, almeno ditemi ciao. Date le mani, dite ciao. Ah, perfetto, grazie. Allora, voi che cosa seguite per Bionet? Allora, noi abbiamo seguito la parte della ricerca bibliografica e di prodotti orticoli della Laguna di Venezia. Abbiamo ricercato alcune varietà orticole storiche presenti nel nostro territorio, nell'estuario. Tipo? La melanzana lunga di Sant'Erasmo, il fagiolino Meraviglia di Venezia, ok. Se si mette il capopo di Sant'Erasmo, sì. Erasmo. Sono varietà locali non la sento. Più avanti qua, sul tavolino. Chiediamo all'istituto, scusi professore, chiediamo all'istituto di Don Bosco di un attimo di chiudere i microfoni, che finiamo con Mirano e poi veniamo subito da voi. Mirano, dove sei? Sono qui. Eccoci qua, adesso torniamo da voi, che ogni tanto c'è un po' di sovrapposizione. Sì, certo. Allora, stavo dicendo, noi abbiamo ricercato alcune varietà, alcune culture orticole più conosciute del nostro territorio, sono il carciofo violetto di Sant'Erasmo, la melanzana, che molti di Sant'Erasmo, sembra che molti non la conoscono, melanzana lunga di Sant'Erasmo, poi abbiamo ritrovato anche alcune varietà di patata dolce nella zona dell'entroterra veneziano, che era utilizzata qualche anno fa, adesso sta ritornando in voga. Abbiamo fatto tutta una ricerca biografica su questo tipo di prodotti che abbiamo dato a Veneto Agricoltura poi per la conservazione. Molto bene, allora grazie, complimenti, buon lavoro e terminiamo questo giro col 12° Istituto Comprensivo Don Bosco di Padova. Vediamo se... buongiorno. Adesso c'è, eccola qua. Lei chi è? La dirigente rossa? Io sono la dirigente scolastica. Buongiorno. E siamo molto contenti di partecipare a questo evento con il nostro progetto, che è un progetto con un forte impatto ambientale, proprio per implementare la conoscenza dei bambini della natura e dell'ecologia. E siamo qui e i bambini vi vogliono rivolgere un saluto. Allora io esco. Prego, chiediamo qui di chiudere il microfono, non voi, l'altro, perché c'è un po' di sovrapposizione. Sentiamo i bambini. Ciao bambini! Forza bimbi, salutate! Evviva! Allora complimenti, con voi ci vedremo dopo, più tardi, verso le 11:30 se non ricordo male, vado a memoria, perché così faremo un approfondimento. Torniamo qui, grazie a tutti. Mille, buona giornata. Arrivederci, grazie a voi, la giornata è bella per fortuna. E allora abbiamo fatto questo giro in alcune scuole, ce ne sono altre collegate con noi. Adesso magari mandiamo ancora un'altra volta il nostro cuscinetto sulla biodiversità, che un po' ci aiuterà oggi anche a dare un po' di respiro al nostro viaggiare, e quindi vediamo un attimo il video di Biodiversità, quello diciamo un po' emozionale, e poi dopo avremo altri ospiti e continuanti ospiti anche importanti, quindi prego la regia.
Eccoci qua, è arrivato anche il dottor Giannini, Michele Giannini, che è responsabile di alcuni centri di Veneto Agricoltura, però è anche responsabile del progetto Bionet, di cui abbiamo parlato dentro. Stiamo un metro più indietro, così stiamo distanti, che è bene che sia così. Ora il dottor Giannini coordinerà l'ora tra le 10 e le 11, dico bene, è quella della biodiversità vegetale, se non ho capito male. Ecco, di che cosa parleremo? Di biodiversità vegetale. Bravissimo, cioè? Beh, in parole povere, delle varietà che anticamente venivano coltivate in Veneto, in questo caso specifico, e di cui si occupa anche il progetto Bionet. Queste varietà qui sono varietà che adesso in parte non sono più coltivate o sono coltivate in aree molto ristrette della nostra regione e che però sono collegate alla tradizione e alla storia della nostra regione. Ecco, abbiamo sentito le scuole con cui ci siamo collegati adesso, che appunto molte di loro seguono appunto antichi grani, ecco, lo sviluppo di antichi grani, orticole che sono in via di estinzione. Usiamo questo termine perché è un termine che va utilizzato, questo. La salvaguardia della biodiversità agraria va anche nella logica appunto della, come posso dire, della salvaguardia di specie in via di estinzione, sia animali che vegetali. Tutto vero. Facciamo qualche esempio? Non è solo il grano che tu hai citato prima, ci sono ortaggi, ci sono fruttiferi, ci sono vite, c'è vite, c'è una tradizione molto lunga di vite, molto lunga, storica di vite in Veneto, non solo in alcune aree vocate, ma anche in aree che parecchio tempo fa non lo erano, ma che dove la vite veniva utilizzata per produrre vino che serviva all'alimentazione. Come cibo. Come vero e proprio cibo. Certo. Volevo anche dire che a proposito del vino, se restate con noi fino in fondo, soprattutto nell'ultima ora tra l'1 e le 2, avremo anche delle degustazioni, sfortunatamente noi vedremo solo, di una serie di varietà di appunto vitigni antichi che si stanno recuperando, vero? Sì. C'è tutta una serie di vitigni antichi che si sta recuperando, o meglio, che si sono già recuperati in gran parte e di cui si sta svolgendo l'attività di caratterizzazione da una parte e conservazione soprattutto. Benissimo, allora grazie dottor Giannini, allora con lui staremo tra le 10 e le 11 e noi allora la licenziamo, come si dice questo tema, sì, ma non è in termini inglesi, ecco, è un modo gentile per dire si accomodi, grazie, a dopo. Però qui abbiamo anche, sono pieno di fogli, vi chiedo scusa, ma vi assicuro che questa cosa è molto complessa, quindi i fogli li dobbiamo avere. Allora, dicevo, adesso c'è una persona che conosciamo da tanto tempo e che fa un lavoro importante, che qui rappresenta una parte del mondo agricolo. Prego Francesco Meneghetti, che rappresenta una parte del mondo agricolo, in questo caso lui è di Confagricoltura, ma qui rappresenta tutto il mondo agricolo. Poi avremo anche altri rappresentanti di Coldiretti, della Confederazione Italiana Agricoltori, li avremo tutti, ma stammi di 20 centimetri, no, più in là, ecco, là così dobbiamo rispettare, ecco, il distanziamento. Dicevo, però in questo caso rappresenti un po' tutti gli imprenditori agricoli, si dice così oggi, ed è giusto che sia così perché è un'attività economica importante, però va anche detto che però i cosiddetti imprenditori agricoli, tutti i ragazzi che ci stanno vedendo adesso dalle scuole, sono di fatti coloro che vanno poi sui campi. Una volta si chiamavano contadini, che non è un termine così brutto. Non è un termine brutto, ma bisogna dire che il termine imprenditore agricolo forse è più appropriato, nel senso che è un'impresa quella di poter portare avanti un'economia che possa consentire di ottenere un reddito. E in tal senso la biodiversità noi pensiamo che sia una grande opportunità. Ma non lo dico così perché tutti ormai si riempiono la parola di questa utilità della biodiversità. È come un'orchestra dove un maestro può avere a disposizione molti elementi, molti strumenti, quindi la biodiversità ti offre molte opportunità sia per quanto riguarda specie che varietà, sia vegetali che animali. Nel nostro piccolo pensiamo a una certificazione PFC delle foreste della nostra regione, sono circa 52.000 ettari e in tal senso quindi oltre a parlare di mais, soia e bietola siamo stati
coinvolti direttamente nell'assicurare che ci possa essere una biodiversità forestale. Ma lo stesso dicasi per la vallicoltura, per tutto quello che riguarda proprio l'allevamento di specie ittiche, se vogliamo, della nostra pianura. Non solo, la ricchezza di prodotti che si possono ottenere da vegetali per quella che è la bioeconomia, per esempio, cosmetici, corroboranti, sostanze che possono essere anche farmaceutiche, se vogliamo. Ricordo che per quanto riguarda poi l'entomologia, al di là della possibilità di trovare dei biocompetitori, se non addirittura insetti che ci hanno consentito di limitare i danni per quanto riguarda la cimice asiatica, Confagricoltura da tempo si sta occupando dell'allevamento di insetti, sia a livello nazionale che regionale. Per mangiarli? Sono allevamenti di insetti che al momento hanno una destinazione zootecnica per costituire mangime zootecnico, però siamo veramente vicini a quello che potrà essere anche l'alimentazione umana. D'altra parte la biodiversità offre queste nuove strade, offre queste nuove opportunità e quindi da imprenditori, certo, pensiamo alla salvaguardia, che forse è un termine un po' difensivo, salvaguardare. Noi addirittura parliamo di incentivare, con intelligenza naturalmente, con la scienza alle spalle che ci possa consentire di occuparci di biodiversità con cognizione di causa e quindi all'interno, nell'utilizzo, in quelle che sono le produzioni agricole, del primario, ma non solamente food, anche no food, ecco che abbiamo necessità di una università, di un mondo scientifico che ci appoggi e ci sostenga per scegliere al meglio quali azioni intraprendere per la biodiversità. Sì, devo dire che su questo argomento, guardate, diciamo che proprio notizie di questi giorni, l'Unione Europea è intervenuta su questo, ci sono anche, magari dopo, siccome avremo qui anche il professor Velasco del CREA, forse potremo approfondire alcune cose sulla cisgenetica, su queste frontiere, ecco, della ricerca che pare possano aprire appunto, delle prospettive molto interessanti su come poter migliorare e per certi versi anche difendere appunto la biodiversità. Tenete conto che però il dibattito è aperto, non tutti sono d'accordo, diciamola com'è, quindi però è un tema molto interessante, un tema di fronte al quale noi non ci possiamo nascondere, il mondo agricolo non si può nascondere. Ecco, vorrei chiederti un'altra cosa, Francesco. Quando ho usato il termine contadino prima, l'ho usato volutamente per dire che qualcuno pensa che il mondo dell'agricoltura sia un mondo arretrato. Allora, qui chiederei, ecco, fatemi un primo piano, perché vorrei dire una cosa davvero importante, vorrei che poi Francesco me la confutasse se è da confutare oppure sostenesse se è da sostenere. Guardate che l'agricoltura è veramente sulla frontiera anche per quanto riguarda la ricerca e anche per quanto riguarda l'innovazione. L'agricoltura di oggi si fa con i droni, l'agricoltura di oggi si fa con i satelliti, l'agricoltura di oggi si fa col web, si fa con l'elettronica avanzata, si fa con strumenti e con intelligenze umane e artificiali. Chiedo a Francesco di dirci se è vero o meno questo. Sì, naturalmente per chi non è dentro al settore forse si rimane ancora ai tempi passati. Io parlo di sensoristica a livello proprio non solo di coltivazione ma anche di sensoristica per l'allevamento zootecnico. Ormai i droni forse qualcosa di già desueto, non è più neanche tanto attuale, stiamo parlando di altri sistemi di cruscotti previsionali e non, stiamo parlando proprio di una definizione digitale, se vogliamo, digitalizzata dell'impresa. Effettivamente credo che avendo la pancia vuota, forse il comparto dell'agricolo rispetto ad altri comparti di maggior successo economico o sociale abbia tirato fuori il meglio. Quando tu sei in difficoltà, quando tu attraversi un periodo dove non hai un'economia così florida come il terziario o come i servizi o come la ricerca in ambito industriale, probabilmente gli agricoltori e coloro che sono chiaramente intorno agli agricoltori, l'università, la ricerca, hanno saputo trovare delle soluzioni inaspettate. Inaspettate anche per coloro che attualmente sono, mi sbilancio, studenti, futuri professionisti, futuri imprenditori. Io insisto e dico sempre, anche a nome dei miei colleghi delle altre organizzazioni, che entrino in azienda, che entrino nell'impresa, che vengano a vedere come si comportano oggi gli imprenditori agricoli. Grazie Francesco Meneghetti, abbiamo affrontato un tema importante. Come vi dicevo adesso, questa prima ora è un po' così arlecchina,
tocca molti argomenti, però cerca anche di far capire alcune cose. E grazie Francesco, come si dice, licenziamo anche te, perché nel frattempo ci colleghiamo con Floriano De Franceschi, che dovrebbe essere collegato con noi via Zoom, perché stiamo facendo questi collegamenti via Zoom. Non so se è con noi. C'è, bene, allora abbiamo... Buongiorno, mi sentite? Eccolo qua, sì. Allora, chi è Floriano De Franceschi? Per chi non lo conoscesse, è una persona importante perché è il presidente di ARAV, ovvero l'Associazione Regionale degli Allevatori, e difatti lui è un allevatore e come vedete in questo momento ci mostra la sua stalla con le sue vacche e magari se ci dice anche allora cortesemente dove si trova e che cosa sta facendo. Sì, allora abbiamo appena proprio finito i lavori in allevamento, quindi comunque per quanto la tecnologia ci possa essere in allevamento c'è bisogno comunque delle persone e dei contadini, come hai detto prima, che lavorano all'interno. Io sono, l'azienda è di Castelroberto in provincia di Vicenza, è un'azienda che lavora con una buona dose di vacche frisone e che produce, nel caso nostro proprio di biodiversità, formaggio allievo, quindi senza insilati, senza nessun trattamento e senza, così come si faceva ancora nel 1900, insomma, nel nostro caseificio. Come presidente dell'associazione allevatori lavoriamo anche con un progetto FITOC proprio legato ai discorsi che si sta parlando insomma, in questa giornata oggi della biodiversità, che è legato proprio a caratterizzare le essenze e i prati del territorio e legarli strettamente all'allevamento e alla produzione di nostri formaggi, insomma. Ecco, il progetto FITOC è un progetto importante, no? Perché ci vuole portare dove? Ci vuole portare a creare al sotto disciplinare che tenga conto di tutta questa biodiversità che magari qualche volta è un po' meno accentuata. Poi vogliamo migliorare quindi la qualità anche dei prodotti finali. Per forza, l'obiettivo è quello, è migliorarlo e valorizzarlo. Il formaggio si fa in questo territorio, lo stretto legame col territorio si fa solamente in questo territorio. Molto bene, un'ultima cosa che così vediamo anche... Prego. Allora... No, un'ultima cosa che può essere un'altra... per quanto riguarda le razze e la genetica, insomma... Era quello che volevo... Era proprio quello che volevo chiedere, appunto, perché la genetica è importante, la difesa delle razze nostre, ecco, il discorso si farebbe molto lungo, cerco di sintetizzarlo in un secondo. Tutto sommato, ecco, siccome ci sono queste razze che non sarebbero proprio autoctone, che però sono come posso dire, degli animali veramente straordinari, che producono latte in maniera anche quantità molto veramente incredibile, però forse è bene anche cercare di recuperare le razze nazionali per trovare anche una questione, come posso dire, un po' di difesa ovviamente della genetica, ma anche cercare di trovare una sintesi importante per i prodotti finali, vero Presidente? Ma certo che sì, è proprio detto bene. Noi abbiamo la bondina, abbiamo la rendina, abbiamo comunque delle razze autoctone nei nostri territori, che però, come tutti sappiamo, non sono così radicate in tutti gli allevatori, anche perché per fare reddito servono degli animali, come hai detto tu, no? Che frisona in questo caso è un animale che si presta molto ed è quello che è maggiormente presente sugli allevamenti. Io penso che da qui possiamo lanciare un'idea di un progetto, un lavoro che possiamo fare un po' tutti assieme per tornare. Oggi la genomica ci può dare una mano in questo, ma per tornare senza creare grosse perdite, grosse dinamiche intorno agli allevatori, ma tornare a un sangue in purezza anche su questa razza e quindi
creare una forte biodiversità e un grosso legame con il nostro territorio. Grazie, grazie Presidente, allora lo lasciamo alle sue attività, grazie quindi a Floriano De Franceschi, Presidente di ARAV, ad essere stato nostro ospite, ma soprattutto di averci dato questo spaccato bellissimo della sua azienda e anche del territorio di Castelgomberto dove si trova. Grazie, buona giornata. Continuiamo con Biodiversiton e rientra con noi Giorgio Trentin della Regione Veneto, il dottor Giorgio Trentin, però se voglio dire, se diciamo dottori sempre non è, comunque il dottor Giorgio Trentin, piacere di essere qui. Allora, perché dobbiamo presentare, diciamo che anche tutto questa bella operazione che stiamo facendo in collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura e tu hai sentito poi questo cognome che ci è molto familiare, ma non è lui, si chiama il dottor Montalbano del Ministero, perché? Allora, il dottor Montalbano l'abbiamo sentito perché così ci dà uno spaccato della legge 194 del 2015, che è la legge appunto che nel 2015 ha istituito, oltre che proprio la giornata della biodiversità che celebriamo oggi, ma anche ha definito tutta una serie di attività, e quindi per una descrizione molto sintetica di tutto quello che prevede la legge abbiamo sentito appunto Vincenzo Montalbano, il collega del Ministero. Allora chiediamo alla regia di mandare il contributo, prego. Buongiorno, grazie per l'invito. Come giustamente diceva lei, l'Italia nel 2015 si è dotata di una legge nazionale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Tutti sanno, o quasi tutti, che l'Italia è un paese ricco di biodiversità. Quando si parla di biodiversità si pensa più alla biodiversità naturale, e pochi sanno che invece l'Italia è un paese ricchissimo di agrobiodiversità, cioè quella biodiversità dei sistemi agricoli che sono stati ottenuti e mantenuti dall'uomo. Questa particolare biodiversità che esiste proprio per il lavoro dell'uomo ovviamente ha delle caratteristiche specifiche che variano a livello locale. L'Italia, come ben sappiamo, la materia agricola è una materia residuale regionale e tante regioni siano dotate di diverse leggi regionali. Non tutte, ma questo non vuol dire che non abbiano fatto bene, anzi devo dire che ci sono delle regioni che non hanno leggi regionali ma hanno fatto tanto per la biodiversità di interesse agricolo. Nel 2015 l'Italia si dota di una legge nazionale che tende a dare uniformità a queste varie norme regionali. Quali sono i 4 perni principali su cui gira la legge? L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, la rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare formata dagli agricoltori e allevatori custodi, nonché dai centri di conservazione delle risorse genetiche, i cosiddetti centri di conservazione del germoplasma, un portale nazionale e il comitato. In questi anni il Ministero, col supporto anche dei componenti del comitato, che praticamente sono stati un po' da motore, hanno fatto da motore per diciamo, implementare la legge, ha dato vita a quella che è l'anagrafe nazionale, sia per quanto riguarda il decreto di funzionamento, e poi ha avviato il processo per informatizzare questa anagrafe nazionale. Nei prossimi mesi l'anagrafe dovrebbe essere rilasciata e quindi resa pubblica. Lì c'è la possibilità per un proponente di iscrivere una determinata risorsa, c'è una trafila che ovviamente coinvolge gli operatori locali, quindi la regione, e fin quando si arriva all'iscrizione vera e propria, che a sua volta sarà pubblicata sul sito del Ministero attraverso quello che è il portale. Altro elemento chiave è la rete nazionale della biodiversità, che come abbiamo detto è composta dagli agricoltori e dagli allevatori custodi, che non sono altro che quei soggetti che allevano o coltivano le risorse locali iscritte all'anagrafe, quindi quelle risorse che sono a rischio di erosione o di estinzione, così come voluto dalla legge.
L'altro elemento è il portale per cui il Ministero ha dato un incarico di realizzazione che andrà a contemplare tutto ciò che c'è nello scenario italiano, quindi dall'anagrafe a tutti i vari progetti che ci stanno per quanto riguarda gli itinerari del cibo, le comunità, gli stessi itinerari che vengono previsti dalla legge, la giornata della biodiversità di interesse agricolo che come sappiamo ricade il 20 maggio e nel corso degli anni si è un po' concretizzata nello scenario, cioè ha assunto piano piano una visibilità sempre maggiore. Sicuramente la giornata serve per dare tutta una serie di informazioni e sicuramente fare conoscere al grande pubblico che la biodiversità è fatta anche di agrobiodiversità. E noi siamo qui, infatti, noi siamo qui a celebrare la giornata della biodiversità. È chiaro che questa intervista Giorgio Trentin l'ha registrata qualche giorno fa e quindi appunto, giustamente il dottor Montalbano, quando dico Montalbano devo dirvi, sono un po' così perché mi viene in mente qualcos'altro, ma per carità, allora dicevo, il dottor Montalbano ha sottolineato tutto questo, possiamo dire anche dell'altro, vero? Beh, possiamo dire che appunto ringraziamo intanto il Ministero perché con i fondi messi a disposizione dalla legge appunto finanzia questi progetti che poi vengono realizzati dalle singole regioni. Noi abbiamo presentato appunto un progetto al Ministero, è stato approvato, ogni anno presentiamo un progetto e abbiamo sentito anche da Vincenzo Montalbano che le attività sono in progress e quindi ogni anno c'è qualcosa di nuovo. Quest'anno abbiamo previsto appunto la realizzazione di questa giornata della biodiversità in questa modalità dovuta anche alla situazione che stiamo vivendo, ma abbiamo anche pensato appunto all'istituzione delle comunità del cibo e avvieremo anche uno studio per la definizione degli itinerari della biodiversità. Ecco, allora adesso sono le 8:54 e quindi si sta concludendo questa prima ora, come avete visto, a volo d'uccello un po' sulla biodiversità agraria, abbiamo parlato un po' di tante cose, abbiamo visto quanto complessa è, ma anche per quanto riguarda questioni anche per certi versi spinose su cui si sta discutendo, come per esempio quelle legate appunto alla, diciamo, una tecnologia che può dare una grande mano e che però d'altra parte, da un altro punto di vista può preoccupare. Adesso noi, come vi ho detto prima, abbiamo ogni ora dedicata a un tema, resterà con noi Giorgio Trentin perché adesso dalle 9 in poi vi parleremo di biodiversità dal punto di vista ecoistituzionale. È importante questo perché avete visto anche da quanto diceva Vincenzo Montalbano un attimo fa, sono tante le cose che si fanno perché alle volte uno non ha la percezione, vi assicuro che sono tante le cose che si fanno, si può fare di più, certo che si potrebbe fare di più, però voglio dire da questo punto di vista però ecco, l'impegno è forte. Allora adesso noi come vi dicevo prima, adesso chiudiamo questa prima parte, adesso mandiamo una sigla di chiusura, poi devo dire il collegamento Facebook si interromperà fino alle 9 per poi riprendere dalle 9 in poi, facciamo proprio una pausa, non mandiamo la pubblicità perché non ce l'abbiamo, la pubblicità, ecco, però diciamo c'è una pausa e poi puntuali alle 9 riprendiamo. Allora grazie a tutti, grazie di essere stati con noi fino adesso, Mimmo Vita e Giorgio Trentin vi salutano, a fra poco dalle 9, ciao a tutti con Biodiversiton.